Eder. Mech. Pallister. Resinovic, colpo di scena, l'unica impronta dei jeans. L'autopsia fu picchiata. Trieste, Liliana Resinovic, 63 anni, scompare la mattina di martedì 14 dicembre 2021. Il suo corpo verrà ritrovato 22 giorni più tardi, il 5 gennaio 2022, in un boschetto alla periferia della città, avvolto in sacchi neri dell'immondizia. Da quel momento l'indagine procede su due binari: la ricostruzione medico-legale della morte e la caccia a un indizio materiale capace di collegare qualcuno al confezionamento del corpo. Oggi entrambi i binari offrono novità decisive. L'unica impronta davvero leggibile sui sacchi non appartiene a un aggressore, ma riproduce la trama dei jeans indossati dalla vittima. La seconda autopsia individua lesioni compatibili con percosse e orienta con nettezza verso l'omicidio, escludendo il suicidio. Gli accertamenti tecnico-scientifici sono stati condotti partendo da un presupposto semplice. Quel segno visibile in fotografia non poteva essere interpretato soltanto a occhio. I reperti sono stati riesaminati, replicando il più possibile l'ambiente del rinvenimento, con umidità, condensa e gli sbalzi termici compatibili con i giorni trascorsi nel bosco. I sacchi sono stati mantenuti in condizioni controllate, inumiditi e sottoposti a cicli di raffreddamento e successivo scongelamento per osservare come le superfici in plastica si deformano e che tipo di impronte trattengono quando restano a contatto con tessuti o materiali ruvidi. A quel punto si è passati ai confronti, prima con la trama di guanti in uso al personale che operò sul posto per escludere contaminazioni durante recupero e repertazione, poi con superfici e tessuti che potevano aver toccato i sacchi in precedenza. Il responso è netto. La morfologia del rilievo coincide con la tessitura del denim dei pantaloni di Liliana. Non un guanto di lattice o di gomma, non un palmo impresso dall'esterno, ma la microtrama del jeans che, comprimendo e strusciando contro la plastica, ha lasciato il suo disegno. È una svolta silenziosa ma sostanziale perché sgretola la suggestione dell'impronta del killer e toglie dal tavolo l'unico segno che, in apparenza, poteva raccontare il contatto diretto di chi ha maneggiato i sacchi. Sul fronte medico-legale il quadro non è meno pesante. L'esame autoptico affidato alla professoressa Cristina Cattaneo non si limita a discutere tempi e compatibilità ambientali. Descrive lesioni coerenti con percosse antecedenti alla morte, segni contusivi che non nascono da una semplice caduta e che si inseriscono in una dinamica violenta. Il confezionamento del corpo dentro due sacchi, la compressione prodotta dai legacci e dalla modalità di avvolgimento, il successivo abbandono nel bosco costruiscono uno scenario incompatibile con una autosoppressione. Il meccanismo ultimo del decesso viene collocato in un contesto asfittico compressivo, non un gesto volontario, ma l'effetto di un'azione di terzi. È questo il perno che cambia tutto. Se la morte è omicidiaria, allora la scena è stata preparata e il bosco diventa luogo di occultamento, non di evento letale. Resta il tempo, l'eterno arbitro delle indagini. La mattina della scomparsa, Liliana esce di casa lasciando i telefoni cellulari nell'appartamento. È una scelta che stride con le abitudini di chiunque e che per gli investigatori apre un doppio bivio: uscita programmata per un incontro con persona conosciuta oppure sottrazione dello smartphone da parte di chi, subito dopo, si adopera per confezionare la messa in scena. La cronologia successiva si stringe attorno ai movimenti del marito, Sebastiano Visintin, 76 anni, iscritto nel registro degli indagati. La ricostruzione dei suoi spostamenti è puntellata da riscontri tecnici. Tra le 12:16 e le 13:33 è effettivamente in giro in bicicletta, con riprese effettuate da una videocamera montata sul mezzo e dati temporali che incrociano orari e punti del percorso. È un alibi che viene considerato solido per quella fascia centrale della tarda mattinata. Ma proprio lì sorge la domanda che regge l'indagine. Che cosa accade prima? Dove si trovava tra le prime ore del mattino e l'avvio del tragitto ripreso? Chi ha visto? Chi può collocarlo? Quali telecamere lo agganciano e quali dispositivi digitali registrano celle e spostamenti? Intanto i reperti raccontano una storia fatta di materiali, temperatura e tempo. I sacchi neri mostrano segni coerenti con la permanenza all'aperto: foglie, umidità, microincrespature tipiche delle plastiche sottoposte al gelo notturno e al disgelo diurno.
Gli esperimenti condotti per replicare quelle condizioni indicano che le caratteristiche superficiali emerse non nascono durante il recupero, ma prima. Anche per questo si è proceduto a un controllo di catena. Guanti degli operatori, teli e supporti usati per spostare il corpo, strumenti impiegati per fotografare e sigillare. L'obiettivo è eliminare l'ombra di una contaminazione e consolidare una lettura unica. Il contatto significativo è quello tra i sacchi e i jeans della vittima, cioè un contatto interno. Dall'esterno non arriva la mano dell'aggressore. Sul piano processuale, la difesa di Visintin, rappresentata dagli avvocati Alice e Paolo Bevilacqua, sostiene che un'eventuale archiviazione per insufficienza probatoria non risponderebbe alla necessità di chiarire la storia in modo definitivo. La loro posizione è schietta. Meglio affrontare un dibattimento e ottenere un'assoluzione piena, piuttosto che lasciare un fascicolo sospeso. La procura, dal canto suo, continua a lavorare su accertamenti integrativi, incrocio di tracciati telefonici, verifica di ulteriori punti di ripresa lungo i percorsi abituali, nuovi confronti su fibre, microparticelle e compatibilità tra l'abbigliamento di Liliana e i segni impressi sui materiali di confezionamento. Non si esclude la possibilità che il corpo sia stato spostato in un secondo momento, né che più persone possano aver contribuito alle operazioni di avvolgimento e trasporto, oggi prive di tracce utili proprio per il filtro muto della plastica. La differenza tra ciò che è certo e ciò che manca è il cuore del giallo. È certo il ritrovamento in bosco con doppio sacco. È certo che l'unica impronta utile non è un segno di guanto lasciato dall'esterno, ma la trama dei jeans. È certo che la seconda autopsia legge percosse e una dinamica violenta incompatibile con l'autosoppressione. È certo l'alibi in bicicletta nella finestra temporale compresa tra le 12:16 e le 13:33. Manca la fotografia completa delle ore precedenti. Mancano il luogo dell'aggressione e del confezionamento. Manca il mezzo del trasporto. Mancano, al momento, tracce forensi che colleghino con nome e cognome chi ha maneggiato i sacchi prima di portarli nel bosco. Le prossime mosse sono scritte nella prassi delle indagini. Ricognizione esaustiva delle telecamere private lungo i percorsi compatibili, ascolto a tappeto di residenti e frequentatori della zona, analisi dei dispositivi digitali con particolare attenzione alle finestre orarie scoperte, riesame dei reperti tessili per cercare microfibre di ritorno sui sacchi e sugli indumenti, nuova valutazione meteorologica fine giorno per allineare condensa, gelo e stato dei materiali alla permanenza del corpo in bosco. Ogni dettaglio serve a recuperare ciò che l'impronta ha tolto, la speranza di una traccia dell'assassino. Oggi quella speranza passa da altrove, dall'insieme dei piccoli tasselli che spiegano come Liliana sia stata colpita, immobilizzata, avvolta e abbandonata. Finché il buco temporale del mattino resterà aperto, finché non verrà individuato il luogo dell'aggressione e finché un reperto non collegherà qualcuno al confezionamento, il caso Resinovic rimarrà sospeso tra un colpo di scena tecnico e una certezza drammatica. Il colpo di scena dice che l'impronta non è dell'assassino, perché è la trama dei jeans della vittima. La certezza, più pesante di qualunque segno su plastica, dice che Liliana non si è tolta la vita. Qualcuno gliel'ha tolta. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.